Missione a Roma per il Consiglio regionale del Veneto. Lunedì la delegazione, guidata da Clodovaldo Ruffato, si confronterà con il governo sul tavolo la questione dell'autonomia. Il Consiglio a maggioranza ha votato a favore di una maggiore indipendenza e così la richiesta sarà quella dello statuto speciale per il Veneto. Una strada tutta in salita però, perché probabilmente la questione, sfruttando la normativa esistente, poteva essere risolta già 13 anni fa. Anche quando scompare il terzo comma dell'articolo 116, che era una cosa che questo Consiglio regionale era dal 2001 che poteva utilizzare per rafforzare la propria autonomia, fa un atto che consentirà a queste forme particolari di autonomia di essere realizzate più facilmente. A questo punto il problema non è, come non è stato fino adesso, giuridico-costituzionale, ma è politico. La Regione chiede giustizia, di non essere messa nell'angolo, di conoscere meglio il dettaglio dei conti delle regioni a statuto speciale. Per questo il Veneto dice no a cittadini di Serie A e di Serie B e il viaggio a Roma ha un obiettivo preciso. Al governo di oggi come di ieri il Veneto ha fatto delle precise richieste di maggiore autonomia. Nel 2007 abbiamo presentato la richiesta di attuazione del terzo comma dell'articolo 116 chiedendo maggiori competenze. Dal 2007 non abbiamo avuto neanche l'inizio della procedura. In Consiglio non mancano però le voci critiche sull'iniziativa e sulla richiesta di statuto speciale, destinata, secondo il Partito Democratico, al fallimento. Solo chiedendo autonomia differenziata nel rispetto delle leggi, il Veneto sarà ascoltato. La scelta di sostenere il referendum su indipendenza è una scelta sbagliata che porta a un vicolo cieco la nostra regione. Noi dobbiamo lavorare soprattutto per far conoscere la specificità del nostro territorio. In sostanza, lunedì a Roma il Veneto vuole trattare sull'autonomia, sul piano di parità, con Friuli Venezia Giulia, Trentino e province di Trento e Bolzano.